Programma è offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta. Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornati anche con i nostri ospiti. Abbiamo Barbara Peron, coordinatrice ANP della CIA di Padova, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Dino Milanello, presidente ANP CIA Padova. Grazie. Allora, se Barbara Peron l'abbiamo già conosciuta in questo studio più volte, anche nelle nostre interviste, con un ruolo donna in campo della CIA, questa volta aumenta gli anni virtualmente e si cimenta nel settore invece degli anziani, perché ANP sostanzialmente sono anziani pensionati della CIA, e quindi capire insieme il ruolo che ha l'associazione di categoria per i pensionati, un po' in generale anche del settore dell'agricoltura, ma vedremo non soltanto, quali competenze ha, e poi raccontarci un convegno che è una provocazione ma non lo è soltanto, un voler spiegare bene i servizi che ci possono essere per il mondo dei pensionati e degli anziani, quanto è stato fatto, che cosa anche si può ancora chiedere, che cosa dalla regione, insomma ci sono tante importanti novità e cose importanti da comprendere. Sappiamo che molti di voi che ci seguite sono anche pensionati, che avete bisogno di avere istruzioni per l'uso, per la vita quotidiana, per alcuni dicono giustamente per la sopravvivenza quotidiana, speriamo che non sia così, però effettivamente per molti pensionati di alcuni ambiti e settori dove soprattutto c'è stata la libera professione, le pensioni non sono così rosee. C'è un convegno che dà origine anche al nostro titolo, Verso il pensionato 3.0. E allora a me incuriosisce questo titolo. Perché? Cosa vuol dire? Spieghiamolo ai pensionati. Barbara Peron, incominciamo con lei, poi siamo al Presidente. Sì, come ANPCIA noi abbiamo nel 2015 fatto un questionario a tutti i comuni del Padovano, questionario sui servizi sociali dei comuni. Del Veneto, Regione Veneto, Padovane. Ricevute le risposte, hanno risposto 96 comuni su 104, quindi per noi è un buon risultato. Abbiamo ritenuto opportuno e doveroso anche nei confronti delle amministrazioni organizzare questo convegno di presentazione dei dati. E abbiamo fatto questo titolo un po' provocatorio probabilmente, cioè abbiamo pensato che il pensionato solitamente è visto come un problema sostanzialmente perché, per i comuni questo. Per i comuni, un problema perché vuol dire investimenti di risorse dal punto di vista sanitario, dal punto di vista sociale. Ma è visto anche come una risorsa, il pensionato adesso riconosciuto vive di più sostanzialmente, c'è un'aspettativa di vita più lunga, vive probabilmente anche in alcuni casi meglio dal punto di vista fisico, visto che la media di età per le donne siamo sui 90 anni, mentre per gli uomini siamo sugli 80, e quindi come una risorsa in più. Allora vogliamo guardare il pensionato non solo come la cosa attuale, ma un pensionato che guarda comunque ad un futuro più lungo. Ecco, e quindi il pensionato 3.0 è proprio un voler guardare non indietro, ma guardare un po' avanti, con la speranza che l'avanti diventi qualcosa di più positivo, ecco. Hanno aspettative i pensionati attuali di certi ambiti, non parliamo di pensioni di un certo genere elevate, ma pensionati magari con pensioni medie o medio-basse? Hanno le aspettative, hanno lavorato per tantissimi anni credendo di poter vivere della loro pensione in modo tranquillo e questo non succede. Quindi questa è la prima aspettativa delusa. È quindi un'aspettativa delusa perché sappiamo le difficoltà a cui vanno incontro. Dall'altro però hanno anche la voglia, e lo vediamo andando in giro per i comuni, di potersi godere gli ultimi anni della loro vita con attività, con la compagnia magari di altri coetanei, visto che le famiglie fanno anche sempre più difficoltà a rispondere alle esigenze dei pensionati. Quindi dall'altro lato hanno l'aspettativa di poter vivere gli ultimi anni in modo un po' più adeguato. Devo dire che per il momento le difficoltà ci sono e permangono.
Quindi una situazione, ma proprio per curiosità, a livello politico generale, che cosa vi aspettavate voi anche da questo questionario che avete fatto, che poi anche insomma, un impegno, dalle risposte ottenute, per poi muovervi in quale versante? Allora, intanto il dato positivo che ha detto la Barbara, 96 comuni su 104, infatti è un percorso di grosso sono dei dati risultato, non ci aspettavamo neanche noi questo. Noi questa indagine sui servizi sociali che i comuni offrono ai propri cittadini, in particolare anche agli anziani e alle famiglie, l'abbiamo fatto anche 10 anni fa. Oggi ci siamo ritornati perché per capire bisogna conoscere. E quindi con questo questionario che è stato poi elaborato da un professore della Ca' Foscari, che 60 pagine, che sabato presentiamo, questo documento dei dati dei comuni, che daremo poi anche a tutte le amministrazioni comunali, ma è anche nostra intenzione andare nelle zone, che nella provincia sono 7, di fare dei convegni anche a livello zonale, in modo che di illustrare con più tranquillità, con tempi anche diversi, perché sabato non sarà possibile andare nei particolari. Però già un momento, ecco, ricordiamolo perché magari non è stato colto. Questo questionario che trae dei dati, adesso ne parleremo insieme, dei 96 comuni coinvolti della provincia di Padova, viene presentato a Padova Fiere sabato, questo sabato qui, sabato 17 giugno alle 9:30, in un convegno in cui partecipano anche le istituzioni di carattere regionale, per cui questo è importante, è un convegno aperto a tutti, giusto? Quindi chi avesse la curiosità di capirci qualche cosa in più può darci un'occhiata, insomma fare un salto non fa male, perché può essere un'occasione anche per fare delle riflessioni, fare delle considerazioni o delle domande magari. Certo, abbiamo anche l'adesione di una trentina già di sindaci che hanno detto di partecipare e con questo questionario o con questi dati noi possiamo poi intervenire laddove alcuni comuni hanno raggiunto un buon livello di assistenza che danno ai propri pensionati, altri no, altri meno, altri più, e quindi è nostro compito poi intervenire laddove le cose non funzionano, in collaborazione. Non è che vogliamo dare il voto al comune X o Y, però un confronto su quello che viene dato a questi. Noi abbiamo fatto alcune domande, per esempio, per citarne alcune, le consulte degli anziani, se ci sono oppure no, comunità alloggio, i centri diurni, i sussidi economici ordinari e straordinari, la questione dei tributi per quelli che hanno redditi molto bassi, il taxi sociale, la cultura, il tempo libero se viene fatto, i soggiorni climatici, la banca del tempo, e la questione anche della sicurezza e soprattutto anche sulla questione del telesoccorso, perché noi nell'assistenza anche. Nell'assistenza, la questione del telesoccorso noi è da anni che portiamo avanti anche questo problema, perché basta leggere ogni tanto i giornali che si trovano degli anziani soli, anche deceduti dopo giorni e giorni e giorni, e quindi noi puntiamo molto su questo, perché gran parte dei cittadini non sono a conoscenza di questo strumento importante che è anche gratuito. Quindi il nostro ruolo sarà proprio nell'andare a rivendicare i diritti e l'assistenza, soprattutto sociale e anche sanitaria, per tutti, in particolare per le fasce più deboli, perché sappiamo che attualmente siamo in una situazione di grande povertà. Sono oramai milioni ed è in continuo aumento questo, e questo ci preoccupa molto,
le cause sono molteplici, dal potere d'acquisto delle pensioni, dall'inflazione, anche dei salari per le famiglie, l'aumento dei prezzi, dei tributi, le agevolazioni che non ci sono in alcuni comuni per quanto riguarda i vari tributi locali. Questo soprattutto sono aspetti importanti, perché che la raccolta rifiuti, il gas, acqua, trasporti, queste cose qua, i servizi sociali, ma anche sanitari, e siamo preoccupati anche perché c'è meno risorse per i comuni. E quindi la prima cosa che hanno tagliato sembra, tagliano gran parte sul sociale, non tutti per fortuna, perché ci sono anche comuni che hanno dei dati molto buoni, interessanti. Ecco, vi è adesso con la finanziaria reddito di inclusione sociale che riguarda però le famiglie, non riguarda i pensionati, ed è giusto anche su questi intervenire. Non è che noi facciamo la guerra tra poveri, però bisogna avere un occhio di più di riguardo verso chi oggi vive con i 500 o 600 euro al mese, che proprio non ce la fa, ma non si cura neppure, non va neppure a farsi le analisi, non va in ospedale perché costa, i ticket costano, e non hanno i soldi, non si curano. Si parla di 11 milioni di cittadini che non si curano più, e dopo questi, quindi quando si ammalano, teniamo presente che il costo raddoppia. Assolutamente. Questo è un questionario molto interessante, visto dal punto di vista delle istituzioni, quindi che cosa i comuni offrono, no? Sapere che cosa i cittadini percepiscono dell'offerta, che cosa quindi i pensionati, gli anziani hanno a disposizione come informazioni per fruire di un certo tipo di offerta, perché magari in comuni che danno anche molto so che ci sono servizi non fruiti perché l'anziano non sa neanche che esistono. Esatto, è possibile questo? Ma succede molto spesso. Allora, ci sono comuni che offrono anche tanti servizi, però succede spesso che i pensionati, ma credo anche i cittadini, a volte non sanno come muoversi, quali sono i servizi. Ecco, una cosa che abbiamo notato da questi questionari è che moltissimi comuni non hanno la carta dei servizi, quindi non è che io vado in comune, no? Dovrei andare in comune e trovare l'elenco delle cose che posso avere all'interno del comune. Esatto. Molte volte non esiste. O esiste solo sul web. O esiste solo sul web, quando che è un riguarda altro gli dei anziani, problemi che gli anziani ovviamente non riescono, e soprattutto non sanno quindi cosa hanno di servizio. Non sono in grado molto spesso di fruire di questi servizi perché la burocrazia la fa ancora da padrona, no? Cioè, quando per fare una domanda devo fare l'ISEE, devo presentare i certificati medici, molto spesso mi trovo impreparato. Assolutamente. Pensiamo che magari ci troviamo impreparati noi, gli anziani ancora di più se non hanno dietro qualcuno che li segue. E quindi ci sono sicuramente dei servizi che non vengono utilizzati. Infatti, cioè questo è un po' un grosso problema. E voi come vorreste intervenire da questo punto di vista? Diciamo che c'è la necessità, secondo noi, di fare rete, cioè di mettere insieme da un lato le amministrazioni comunali con i loro mezzi e dall'altro tutte le associazioni, sia di categoria ma anche le associazioni presenti in loco nei vari comuni, no, e mettendo insieme quindi tutte le informazioni e provando ad essere quindi a fare rete ed essere più capillari possibili nelle informazioni sia ai pensionati sia alle famiglie. È una cosa che è difficile fare, però è una cosa che funziona e l'abbiamo notato, cioè nei comuni per esempio dell'Alta Padovana, dove c'è una gestione dei servizi sociali diversa rispetto agli altri comuni, perché è una gestione che viene delegata dai comuni all'USL 15, in quel caso, adesso ovviamente non esiste più. Funziona. Funziona meglio
perché c'è una rete fra comuni, c'è un coinvolgimento delle associazioni rispetto magari a una Bassa Padovana dove ogni comune va per conto suo, ecco, sostanzialmente, no, abbastanza semplificata, ma è questo il risultato. Questo è il fatto. Allora entriamo ancora di più nello specifico per comprendere come interagire con queste dinamiche e poi cos'altro ne è emerso. Dopo la pubblicità, tra poco.